Eder. Pallister. Una violenta rissa è scoppiata ieri sera a Trieste, esattamente nella piazza Carlo Alberto. Più di 20 persone, tra cui giovani minorenni, hanno preso parte all'episodio, tra loro molti stranieri. Due bande di ragazzi, una proveniente dall'Afghanistan e l'altra dal Pakistan, si sono scontrate utilizzando spranghe, bastoni, coltelli e persino una pistola a giocattolo. Al termine della rissa, 2 giovani sono rimasti feriti a causa dei colpi inferti con i coltelli. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara, uno con ferite al torace e l'altro con ferite all'addome e a un braccio. Fortunatamente non sembrano in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della squadra volante e i sanitari del 118, che hanno portato sul luogo un'automobile e un'ambulanza. La polizia sta ora svolgendo indagini per determinare le cause della rissa e ricostruirne la dinamica degli eventi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.